Quest'anno ho voluto, visto che non c'è più il problema della mascherina, ho detto: "Voglio avere la soddisfazione di poter andare nuovamente a portare le caramelle da neurologia a medicina, chirurgia e pediatria, tranne che malattie infettive e lunga degenza." Babbo Natale è già pronto per tornare in corsia il giorno di Natale tra i reparti dell'ospedale all'Angelo di Mestre per dispensare, racchiusi dentro al sacco delle sorprese, dolciumi, bonbon e parole di conforto e sostegno al personale sanitario e prima ancora, soprattutto ai pazienti grandi e piccini ricoverati nella struttura mestrina, iniziativa sostenuta anche da diversi artigiani e negozianti della città. Ho fatto su tante di quelle caramelle e ancora domani mattina ci sono commercianti a Carpenedo, a Mestre, che mi danno ancora caramelle. E con Babbo Natale anche il suo aiutante, l'elfo Fabio, che di cognome fa Fornasini, insieme per portare un sorriso ai bimbi del reparto di pediatria e alle loro famiglie con mamma e papà. Certo che lo vogliamo portare il sorriso, certo.